L'organizzazione della nuova edizione della Festa del Mandorlo in Fiore anche quest'anno sembrerebbe non rispettare il tradizionale passaggio della sfilata della seconda domenica della festa per la via Callicratide e per la via Manzoni, una scelta sentita come torto dagli abitanti, in particolare dai molti anziani che hanno visto la nascita di questa tradizione e soprattutto dai commercianti, i quali devono già fare i conti con la crisi economica. E sono proprio questi ultimi a denunciare questo trattamento da cittadini di serie B rispetto agli abitanti del centro, auspicando nel mutamento di questa decisione. Voi in quanto commercianti che cosa ne pensate? E che dobbiamo pensare? Pensiamo che con una cosa bella che c'era anche per la via Manzoni e per la città in sé, in quanto più lunga era la sfilata, più durava la festa, e quindi anche per i commercianti ma per le persone stesse era un motivo di vantare qualcosa di buono per la città. Era un modo anche per pubblicizzare un pochettino di più ovviamente i commercianti della via Manzoni, della via Callicratide e di tutte le vie in cui poteva passare la sfilata. Lei pensa che il passaggio dei gruppi in via Manzoni potrebbe giovare per le attività commerciali? No, non credo che ci sia uno sviluppo in questo senso, anche perché sono orari scomodi però dal punto di vista commerciale, però è sempre una cosa positiva, almeno per questa via che ormai è stata un po' abbandonata a se stessa. Quello che era a cui siamo sempre stati abituati a vedere e a conoscere la festa come qualcosa che abbracciava comunque un po' più quartieri possibili dell'Agrigentino e quindi rendeva un po' la festa più nostra. Adesso sembra che si sia più che altro localizzata in 2 o 3 quartieri del centro, spostando quasi l'attenzione della festa a pochi privilegiati, se vogliamo dire così. Sono d'accordo con le norme di sicurezza, però penso anche che la zona di via Manzoni è una zona commerciale tanto quanto quella di via Tenea, quindi non è giusto che non passano da qui. La domenica molta gente aspettava qui in zona, sapendolo molto tempo prima le persone si organizzano e si recano anche in questa zona, nei vari quartieri, come la tradizione comunque precedenza. Io le posso dire una cosa, per me ormai l'hanno fatta morire, è una festa mondiale e non essere via Manzoni e via Callicratide privilegiata del passaggio della sagra mi sembra una cosa proprio non tanto voluta dall'amministrazione, ma bensì non impegnativa dell'amministrazione con l'ente parco a dire sì, non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Agrigento è unica.